Secondo Corinzi, capitolo 7. Paolo paleso affetto suoi. Proprio perché teniamo tutte queste promesse di Dio, carissime, pure zammaci, addinda ogni guacchiera a carne e lo spirito. Sforziamoci a campare sempre in dall'amore di Dio. E sforziamoci a campare come Dio comanda. Sforzatevi a capire buono, io non ho voluto fare nessuno torto a nessuno. Non ho mai voluto campare in coppia spallenata, per la giurita più una volta. Io voglio assai bene e voi state uniti a me, per vita e per morte. Vi posso dire con franchezza, io sono assai contento di voi e con tutte le sofferenze che tengo. Dimmi stare nei prezzi e consolo. Pur quando sono arrivato in Macedonia, io non mi ho voluto riposare un poco. Ho incontrato malapatenza da ogni parte. Sono stato attorniato a gente che volevano scamazzare sotto i piedi loro e sono stato tormentato a parecchi chiusi. Ma che lo Dio, che consola sempre tutta la bevuta, mi ha fatto regnare forza nata volta quando ha fatto ripartita da me. E io ho trovato forza non solo perché è arrivata vicino a me, ma pure quando ho saputo che è stata assai contenta di voi. Perché Tito mi ha contato che voi desiderate mi avere nata volta e mi ha parlato tutta la nostalgia vostra e tutto l'amore che voi tenete per me. E così, o cuore mio, se regnuto di prezzo ancora di più. Se faccio fatta piglia collera, che la lettera che faccio scritta, non mi dispiace, perché mi ha pigliato collera pure io, quando ho sentito che proprio che la lettera mi aveva fatto addolorare. Pure se che è stata solo per un po' di tempo, ma mo sono assai contento perché avevo scritta quella lettera, non perché vi ha fatto pigliare collera, ma perché questa vostra afflizione vi ha fatto cagnare a capo. Che il dolore vostro era come Dio voleva, e perché essa possa dicere che non ha giù fatto a voi nessuno da magia. Che l'afflizione che trasa in dei progetti di Dio fa cagnare la vita sana sana e porta sempre in da salvezza. L'afflizione invece che viene in dei cuovi e chi sto mondo porta sempre in da morte. L'afflizione vostra serve in dei progetti di Dio e che sta fatta nascere in da voi che la smania vi difendere, che la raggia, che la paura e che la desima è nata volta, che la prietta e che la ferienza castiga in vanità. Voi mi avete fatto capire che non avete fatto nessuna mancanza di da che sta facendo. Se faccio scritto, non è stato per accusare chi che ha fatto questa infamità e per difendere chi che è stato insultato, ma proprio perché vi poteste rendere conto, innanzi a Dio e tutto l'amore che tenete per me. E questo comportamento vostro mi ha fatto regnere i prezzi ancora di più, ma fuori a questo consolo mi sono pure arregliato, perché ho visto che Tito era assai contento di voi, perché tutto quanto voi l'avete dato un po' di pace. Insieme a questo mi erano poco avvantato e voi non mi avete sprofognato. Come è vero che ho giurato la verità a voi, a così è stata pure confermata che la lotta che io ho fatto a voi innanzi a Tito. E a così tutto l'amore che sto portando per voi si è aggranito assai e più. Quando mi ha contato come la vita è stata, ha sentito tutto quanto e come la vita è cuovata, chi ne amore e chi ne affigenza. Eppure mo mi sto ricreando perché in ogni occasione io posso sempre contare, gol a voi.